Buongiorno carissimi, buon venerdì e ben trovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Siamo a venerdì 2 luglio e andiamo subito assieme a dare uno sguardo ai quotidiani locali. Oggi in studio ci sono io, Martina Reolon. Cominciamo con il Gazzettino. Il titolo di apertura è dedicato alla tematica carenza di personale, in questo caso stiamo parlando del Tribunale di Belluno. Mancano giudici, rischio paralisi, si legge nel titolone. 2 magistrati hanno chiesto il trasferimento e uno già partito per la Sicilia. Alcuni processi sono in pericolo. La Presidente Coniglio, evitato per poco il fallimento, proteste inascoltate, prenderò provvedimenti per le udienze. Ha appunto detto, andremo a leggere a breve l'articolo. Ci sono poi altre notizie sempre dalla prima del Gazzettino. Si ubriaca e poi pesta la mamma, arrestato 33enne. Feltre, il caso denunciato da un vicino, arrivano i carabinieri e bloccano il figlio. In manette l'uomo di 33 anni residente a Pasquer che da tempo maltrattava psicologicamente e fisicamente la madre. Un'aggressività che scaturiva dall'abuso di alcol in un contesto di degrado e fragilità sociale, con un figlio alcolizzato e una madre che fa di tutto per proteggerlo, non denunciando l'inferno in cui vive. E poi ancora ci spostiamo a Pieve di Cadore. Vandali nel parco hanno lasciato una firma. Imbrattati i cartelloni lungo la ciclabile e tagliati i fili delle luminarie che abbellivano il parco Roccolo di Pieve. È caccia ai vandali. Andiamo subito a leggere proprio la notizia che riguarda i vandali a Pieve di Cadore. Cartelli imbrattati e luminarie fatte a pezzi. Assalto alle tabelle lungo la ciclabile e all'impianto elettrico del Parco Roccolo, dove i fili sono stati trovati recisi in più punti. L'assessore: sono cose che offendono l'intera comunità, si cerca l'autore, quello scarabocchio è una sorta di firma. L'articolo, come dicevamo, è di Giuditta Bolzonello. Dopo le campanchine, anche i cartelloni informativi posti sulla ciclabile sono stati imbrattati con della vernice rossa. È successo a Pieve di Cadore, dove si registrano atti di vandalismo anche sulla terrazza Belvedere del Parco Roccolo. Dell'altro ieri è la brutta sorpresa: i fili luminosi sono stati recisi. Per accendere le luci bisognerà sostituire il pezzo. Un vero peccato e un grande dispiacere, non solo per chi ha fatto il lavoro, ma per l'intera comunità, assicura l'assessore Stefano Campi. Ad accorgersi del danneggiamento, gli incaricati che si erano recati sul posto per le normali verifiche di routine in vista dell'accensione delle luci per l'estate. Impossibile farlo visto che mancava un pezzo tranciato di netto. E ci sono purtroppo dei precedenti. Vandalizzate le luci della terrazza al Roccolo, le ricompreremo e ripareremo il danno, le cose belle non si fermano, dice ancora Campi. Quel filo di luci reciso è inutilizzabile, chiunque sia stato me l'avesse chiesto, le avrei dato personalmente volentieri i soldi per l'acquistarlo. Questi sono gesti che fanno restare male, che offendono la nostra comunità. E non è la prima volta, come dicevamo, che sul Parco del Roccolo si accaniscono i vandali, ma oltre a questo c'è anche chi con la bomboletta di vernice rossa ha imbrattato la cartellonistica lungo la ciclabile. Ovviamente non abbiamo idea di chi possa essere, anche avessimo le telecamere ovunque sarebbe difficile individuare i responsabili con i cappucci in testa, spiega Campi. E c'è questo articolo appunto di Giuditta Bolzonello. Si dice anche che quello scarabocchio in rosso sembrerebbe una sorta di firma. C'è la speranza che qualche ragazzo la possa riconoscere, così da individuare il responsabile, al quale magari, oltre alla ramanzina, affidare qualche operazione di pulizia. Ottimo metodo contro la noia, appunto. Viene sottolineato dall'assessore Campi. Incubo finito, 33enne in manette. È il caso che leggevamo prima, il caso a Pasquer denunciato da un vicino. Martedì, ennesimo diverbio. Mamma ferita, arrivano i carabinieri e lo arrestano. Una brutta storia, una storia triste. In manette il 33enne residente a Pasquer che da tempo maltrattava psicologicamente e fisicamente la madre. Un'aggressività che scaturiva dall'abuso di alcol in un contesto di degrado e fragilità sociale. Un quadro delicato che rischiava di passare nel silenzio se nei giorni scorsi un vicino di casa non lo avesse reso noto sui social lanciando un appello per aiutare la donna. Le aggressioni alla mamma non si fermano, le telefonate alle forze dell'ordine si intensificano fino a mercoledì sera, quando i carabinieri intervenuti notano evidenti lividi sulle braccia della donna che rifiuta le cure del pronto soccorso. Scattano però le manette nei confronti del figlio.
Negli ultimi 20 giorni i carabinieri erano già intervenuti diverse volte nell'abitazione di Pasquer, dove la donna e il figlio abitano, interventi richiesti dalla madre o dai vicini e che a volte capitavano anche in vari orari della stessa giornata. L'accumularsi degli interventi negli ultimi 20 giorni, sommati a quello di martedì, quando la madre presentava evidenti segni di percosse, ha portato all'arresto del ragazzo, ha spiegato il capitano Luca Innelli. La donna non ha voluto recarsi all'ospedale di Feltre, ma le scoriazioni che aveva sul braccio sinistro e gli ematomi sul braccio destra erano evidenti. L'articolo è di Eleonora Scarton. Martedì, dopo l'arresto avvenuto su un'ipotesi di maltrattamenti in famiglia, è stato custodito nella camera di sicurezza della stazione di Feltre il ragazzo di 33 anni, in modo che potesse smaltire l'alcol e diventare quindi più collaborativo con le forze dell'ordine. Dopo aver sentito il ragazzo ed espletato tutte le pratiche, è stato poi condotto in carcere a Belluno ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrà ora convalidare o meno l'arresto e disporre le misure più opportune anche per tutelare l'incolumità della madre, e non è escluso che venga disposto l'affidamento a una struttura specializzata. Torniamo indietro e andiamo a leggere un'altra notizia di cui prima abbiamo visto il lancio e a cui il Gazzettino oggi dedica l'apertura. Il tribunale è senza giudici e la presidente Coniglio dice una catastrofe. Penale, 2 magistrati chiedono il trasferimento, la presidente esprime parere contrario ma uno parte, si è evitato il fallimento totale ma ci saranno comunque ripercussioni sull'organizzazione. I giudici penali sono in fuga, inizia così l'articolo. A Belluno ce ne sono 2 sui 3 previsti in pianta organica e c'è mancato poco che ne rimanesse soltanto uno. La presidente del tribunale Antonella Coniglio mette a fuoco i termini della questione con poche parole. Si è evitato il fallimento totale, ma per Belluno è una catastrofe, non posso definirla diversamente. Il Palazzo di Giustizia è avvolto da un velo di ansia e di preoccupazione. Ieri il giudice Edoardo Zantedeschi si è sposato in Sicilia e rimarrà al tribunale di Patti in provincia di Messina per 6 mesi, prorogabili fino a 2 anni, ma anche la dottoressa Angela Feletto aveva dato la disponibilità a entrare in Corte d'Appello a Venezia, scelta a cui la presidente Coniglio si è opposta. A Belluno rimangono quindi 2 giudici penali, Angela Feletto e Gianmarco Giua, oltre alla stessa dottoressa Coniglio, che deve però destreggiarsi tra i ruoli di presidente del tribunale e quello di dirigente amministrativo. Rimane una cosa gravissima sotto il profilo della funzionalità del tribunale, dice la Coniglio. Ci sono le udienze già fissate e sarà necessario rivedere tutto il calendario e rinviarne altre. È un peccato perché ci stavamo appena riprendendo non solo dai vuoti di organico ma anche dal lockdown. Un passo indietro. E c'è questo problema della carenza di personale sollevato appunto dalla presidente del tribunale, una carenza di personale che purtroppo riguarda non soltanto il tribunale. L'articolo in questo caso è di Davide Piol. Ci spostiamo a pagina 10 del Gazzettino di Belluno e leggiamo un articolo che riguarda la crisi ACC. In Parlamento la fine di Italcomp, lo stop al progetto Salvezza che avrebbe dovuto inglobare l'ex Embraco è stato annunciato in aula dal ministro Orlando. La FIOM denuncia, aspettava Giorgetti intervenire, invece da lui ci sono stati solo silenzi che mancano di rispetto a Zaia. Che il progetto Italcomp fosse stato accantonato con il cambio della guardia al Ministero dello Sviluppo Economico con il leghista Giancarlo Giorgetti lo si era capito, ma in Parlamento è stato poi confermato, visto che il ministro del lavoro Andrea Orlando, nell'affrontare la dismissione per fallimento dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri in provincia di Torino, ha appunto detto che il progetto Italcomp è tramontato e quindi si è scatenata la rabbia della FIOM CGIL, la pazienza meglio ormai finita per i lavoratori, da mesi ostaggio di un tira e molla fatto di promesse e nessun aiuto concreto. Il doppio silenzio del Mise, Italcomp articolo 37 che dovrebbe liberare i fondi necessari ad AGC per sopravvivere, afferma Stefano Bona, segretario della CGIL, prefigura oltre al triste e drammatico abbandono di Chieri al suo destino anche un'inaccettabile sciatteria verso il Veneto e un attacco indiretto ai posti di lavoro di Borgo Valbelluna. Questa è la denuncia appunto della CGIL. Torniamo indietro, anzi passiamo al Corriere delle Alpi, ma prima leggiamo solo questo titolo e questo lancio che è presente sull'edizione del nord-est del Gazzettino. Stiamo parlando di Covid, varianti, allarme viaggi esteri. Nel Padovano scoperti nuovi casi di Delta, i positivi erano tornati da Uzbekistan e Spagna, appello dell'URSS, fate il tampone al rientro. E proprio a proposito di Covid andiamo a leggere gli articoli che sono presenti sul Corriere delle Alpi, adesso li troviamo subito, che riguardano
sia il Veneto che la provincia di Belluno, e si parla proprio del Veneto, in cui la variante Delta è arrivata all'11%, si diffonderà più dell'inglese. Dall'istituto zooprofilattico dicono che la situazione è sotto controllo, ma quella Delta, la variante Delta, diventerà la mutazione predominante. C'è preoccupazione appunto perché la variante Delta è molto più contagiosa rispetto all'inglese, la variante inglese, che già a propria volta era molto più contagiosa rispetto alla versione, diciamo così, originaria del coronavirus. In provincia di Belluno ci sono stati 11 casi di positività in 2 giorni. Cinqueti del Lussuno attende il responso dell'istituto zooprofilattico. Per il momento in provincia non c'è la variante Delta, ma si sta aspettando appunto il responso dei giovani che sono stati contagiati nei giorni scorsi. L'articolo è di Marcella Corrà. 11 nuovi casi di positività in 2 giorni, 4 riscontrati dal laboratorio dell'US nella giornata di mercoledì e ben 7 in quella di ieri. E non è una cosa bellissima, visto che si arrivava da settimane in cui i contagi veramente si contavano sulle dita di una mano, e adesso stanno ricominciando a crescere. I contagiati, si tratta di giovani. Nei dati di mercoledì c'erano un turista straniero di 23 anni e 2 studenti universitari. Poi nella serata di mercoledì, ecco il quarto collegato agli altri, è scoperto con il contact tracing, il tracciamento dei contatti. Ieri la giornata era corsa tranquilla, poi in serata sono state scoperte altre 7 positività. Al momento non si sa se si tratta di contatti con i positivi individuati mercoledì, quindi con i giovani di cui parlavamo prima. Immediatamente dopo la scoperta dei primi positivi, il team dedicato al contact tracing aveva cominciato il lavoro per costruire le possibili catene epidemiche dei contagiati. Lavoro che ora riprende alla grande per poter disporre sia gli isolamenti dei positivi che le quarantene dei contatti. Intanto i campioni dei primi 4 positivi sono stati inviati dall'US Dolomite all'Istituto Zooprofilattico del Veneto, che si occupa di fare il sequenziamento del virus. Ci vogliono diversi giorni per avere la risposta, anticipa il primario del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti. Abbiamo nel frattempo ricevuto la relazione sui 6 campioni raccolti tra il 26 maggio e il 16 giugno che avevamo inviato all'Istituto. La risposta è che quei 6 campioni si riferiscono ancora alla variante inglese. Per ora dunque la variante Delta, la variante indiana, non è ancora presente nel bellunese. Ora occorre attendere l'esito delle verifiche sugli ultimi casi inviati. Quindi c'è una certa preoccupazione. La Delta sembra essere molto più contagiosa rispetto all'inglese, che a sua volta aveva una contagiosità più alta rispetto al ceppo originale. Sembra che non sia più grave di quella inglese, ma che si possa diffondere anche con un contatto breve di qualche decina di secondi. Come detto, la diffusione è appena iniziata e anche la conoscenza della Delta non è purtroppo alta. Prosegue intanto la vaccinazione dei bellunesi. Ci sono ben 11.000 persone prenotate in attesa di ricevere la vaccinazione. Si tratta soprattutto della fascia tra i 20 e i 40 anni e per loro si utilizzano soprattutto i vaccini Pfizer e Moderna. Chiudiamo la questione coronavirus e andiamo alle prime pagine di Belluno e leggiamo alcune notizie. Ci sono 2 pagine dedicate alla tematica commercio. 2 mesi di saldi per fermare la crisi, i clienti ci sono e c'è tanta fiducia. Domani il via con sconti dal 20 al 70%, ma c'è chi sperava di poter posticipare le svendite ad agosto. L'articolo è di Ivan Ferigo. Stiamo parlando del commercio. 2 mesi per sperare in un futuro con meno ombre. Domani inizia la stagione dei saldi e chi gestisce negozi di abbigliamento, scarpe intime e articoli sportivi ripone tante aspettative nelle svendite di fine stagione. Il nostro viaggio nel cuore del capoluogo parte dall'abbigliamento per bambini e ci sono poi tutta una serie di interviste ai commercianti del centro di Belluno. C'è un altro articolo poi di Marcella Corrà che parla dei negozi aperti di sera, si inizia domani, poi tutti i giovedì, e nell'articolo si ricorda che saltano i giovedì di sera, quindi le serate dedicate allo shopping in centro Belluno, ma un passaparola invita i commercianti a tenere ugualmente aperti i propri negozi i giovedì d'estate dalle 21 alle 23, a partire da domani per il tradizionale sabato dedicato all'inizio dei saldi.
Da molti anni a questa parte il Consorzio Belluno Centro Storico organizza la manifestazione Saldi di sera, prologo ai giovedì di sera che partivano la settimana successiva. Il Covid ha cambiato molte cose, quest'anno i giovedì di sera, come li abbiamo conosciuti, con musica, animazione, sport e concerti, non ci saranno, e anche domani sera non ci saranno musica e animazione, ma i negozi aperti dalle 21 alle 23. L'articolo poi, l'approfondimento continua con altri articoli che appunto sono presenti a pagina 17 e che riguardano sempre il commercio in centro a Belluno. Spostiamoci a Feltre. Il Palio si farà ma trasloca a Pra del Moro. Stiamo parlando del grande evento molto atteso da tutti i feltrini e non solo. Le 4 prove fra i quartieri saranno ospitate nel Catino Verde, via libera alle cene rionali ma lontano dal centro. L'articolo è di Raffaele Scottini. La città riabbraccia il Palio, l'edizione 2021 si farà a numero chiuso e in veste parzialmente diversa ma senza rinunciare alla tradizione. Confermate le 4 gare, ma tutte in Pra del Moro per 1000 persone al massimo. L'annuncio è arrivato ieri dal direttivo dell'associazione che ha dato l'ufficialità a un mese dalla manifestazione in programma quest'anno nel weekend del 7 e 8 agosto. Cambia la fisionomia del sabato sera perché la cerimonia di rievocazione storica e poi il tiro con l'arco e la staffetta si trasferiscono dal centro storico all'arena di Pra del Moro, dove si riescono a gestire gli ingressi e tenere il distanziamento come richiedono le norme anti-Covid. Il programma è quello della 42esima edizione. Questo articolo, come dicevamo, è di Raffaele Scottini. Andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di articoli, ci fermiamo in questo caso a Longarone, che ha premiato il prof Tommaselli, ha fatto crescere generazioni di sportivi. Amato docente alle medie e punto di riferimento per la squadra di atletica, ha portato orientamento e baseball a scuola. L'articolo è di Enrico De Colle, in cui si parla appunto di un riconoscimento comunale per la pensione del professor Alessandro Tommaselli. Il docente di ginnastica è stato per oltre 30 anni in servizio alla scuola media Gonzaga di Longarone, formando generazioni di alunni nell'attività sportiva, ma è stato anche un punto di riferimento per l'atletica Longarone, di cui è ancora uno dei tecnici più appassionati per promozione dello sport. In Consiglio Comunale mercoledì sera c'è stata quindi la consegna di una targa al professor Tommaselli, alla presenza anche di Gastone Amadio, storico presidente della società di atletica. Appunto questo ringraziamento alla figura che si vede nella foto, Tommaselli premiato da Padrin e da Amadio, questa bella iniziativa. Ci spostiamo in Agordino, dove c'è la notizia che riguarda la ripartenza dell'ospedale di comunità di Agordo. I posti letto passano da 4 a 10. Chiusa la fase dell'emergenza Covid, la struttura ora torna a fare da cerniera tra il nosocomio per acuti e il territorio. L'articolo è di Gianni Santomaso. Si amplia l'ospedale di comunità ad Agordo da 4 a 10 posti, che in futuro potrebbero arrivare a 23, per i pazienti che hanno bisogno di essere assistiti per tornare nel proprio contesto abitativo. La direttrice generale dell'Us Dolomiti, Maria Grazia Carraro, è salita ieri ad Agordo per tenere a battesimo i nuovi posti dell'ospedale di comunità, che ora, dopo l'emergenza Covid, può finalmente dare risposte ai bisogni del territorio. All'incontro nella saletta della direzione medica dell'ospedale c'erano anche il sindaco di Agordo, Roberto Chissalei, con la consigliera con delega alla sanità e al sociale, Federica Zasso, il direttore medico dell'ospedale, Raffaele Zanella, il direttore dei servizi sociali, Sandro De Colle, il primario di medicina, Massimiliano Mosca, e l'infermiere del reparto. Oggi riapre l'ospedale di comunità, ha detto Carraro, una struttura importante per un territorio dove c'è una popolazione con un'età media abbastanza elevata. Si tratta di un servizio intermedio fra l'ospedale classico e il territorio, dove si accompagnano le persone che non hanno bisogno di cure elevate, ma di assistenza da parte dell'ambito infermieristico per tornare nel loro contesto abitativo. È una cerniera di mezzo pensata anche per aiutare le famiglie, che libera più posti letto per la fascia acuta dei pazienti. Leggiamo un'altra notizia, in questo caso ci spostiamo a Cortina, dove c'è un contenzioso sull'ospedale. GVM scende dall'ambulanza, arriva al SUEM. La società che gestisce il Putti non garantisce più le uscite. L'ULS1 schiera i suoi medici e infermieri per i soccorsi. L'articolo è di Stefano De Barba, che dice
Da ieri mattina ci sono medici e infermieri del SUEM 118 a bordo delle ambulanze della Croce Bianca per coprire il servizio di emergenza sul territorio ampezzano al posto del personale del punto di primo intervento dell'ospedale di Cortina. Un cambio in corsa improvviso organizzato dall'ULSS nel giro di una manciata di ore per non lasciare scoperta la popolazione e i turisti, dopo che mercoledì GVM ha annunciato all'azienda sanitaria che non avrebbe più garantito le uscite sul territorio con il proprio personale sanitario, come avvenuto fino ad ora. La vicenda è solo l'ultimo e più clamoroso atto di un contenzioso che si trascina da tempo tra i privati di GVM che gestiscono il Codivilla Putti e l'azienda sanitaria bellunese, una vicenda arrivata a mettere ora in dubbio uno dei capisaldi dell'accordo pubblico-privato per la gestione dell'ospedale di Cortina affidato appunto al privato si tratta del punto di primo intervento. In estrema sintesi deve poter contare sulla presenza di un medico e di 2 infermieri. In caso di emergenza sul territorio, il medico e un infermiere salgono a bordo dell'ambulanza guidata da un autista, mentre l'altro infermiere resta a presidiare il punto di primo intervento. Ambulanza e autista li mette a disposizione, in forza di una convenzione con l'ULSS Dolomiti, la Croce Bianca di Cortina, mentre il personale sanitario fino a mercoledì era appunto quello dell'ospedale di Cortina gestito da GVM fino a mercoledì, appunto perché con la fine di giugno l'azienda ha ritirato il proprio personale dal servizio di intervento sul territorio e al suo posto ci sarà il SUEM di Pieve di Cadore con il proprio personale che è stato distaccato a Cortina per garantire le uscite di soccorso sull'ambulanza della Croce Bianca. E con questo articolo andiamo anche a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo domattina puntuali alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto un buon venerdì a tutti, un buonissimo fine settimana, grazie per l'ascolto come sempre e ci rivediamo prestissimo. Grazie.